penalty, il calcio è per tutti ed è anche per Alessio Patti, che salutiamo. Buonasera Sei un po' a te. raffreddato, mi sa, un po' di raffreddore. Sì, non è stata una settimana positiva da un punto di vista della salute per me, ma Va siamo bene. ancora qui. Ok, parliamo di prima categoria, però prima voglio dire che avevamo annunciato la settimana scorsa il servizio dedicato alla scuola calcio del Belpasso, la seconda parte del servizio. Purtroppo abbiamo un po' allungato i tempi all'interno del programma di oggi e quindi perdonateci, tifosi del Belpasso. Vedremo questa seconda parte dedicata interamente al settore giovanile la settimana prossima, quindi insomma ci perdoneranno sicuramente. Assolutamente sì. Anche perché dobbiamo parlare di questo girone importante dove Ladrano insomma ha quasi messo un piede in promozione, no? Più di un piede, Ettore, perché Ladrano ha sbancato Biancavilla con 2-0, rete di Battiato, se ci sono le immagini, la regia... Eccole qua, intanto vediamo la schermata dei risultati, ecco. perché Ladrano sbanca Biancavilla, 2-0 il risultato, reti di Battiato, che tra l'altro è proprio di Biancavilla, in rovesciata all'incrocio dei pali, e rete di Virgillito, con Ladrano tra l'altro anche 10, perché Ladrano ha raddoppiato con un uomo in meno. Queste sono le immagini di questo scontro che si è disputato a Biancavilla. Devo dire che è stata una partita con una cornice di pubblico non di poco conto, perché c'erano molti tifosi del Ladrano che assaporavano indubbiamente con una vittoria il boato dei tifosi del Ladrano si è sentito, soprattutto al 2-0, appunto dicevo il raddoppio di Virgillito con Ladrano in 10, espulso Quaceci. Questo è il primo gol. All'84esimo, sì, questo è il gol di Battiato, un gol straordinario. Da notare anche che in mezzo alle due reti Arena del Cometa Biancavilla un calcio di rigore. Si fa parare da Mazzeo un calcio di rigore, una parata ottima, quindi Ladrano esce imbattuto, ma comunque vittoria assolutamente meritata, primo posto. È ipotecato perché in casa la prossima settimana difficilmente fallirà davanti ai propri tifosi la festa promozione. È un girone dove abbiamo il Belpasso a 51 punti, il Biancavilla e il Calatabiano a 50 e il Milo a 45. Esatto, questo è uno dei pochi gironi dove i playoff si giocheranno tutti. Belpasso 51 punti, Accorcia si riprende il secondo posto, un po' lontano dal Ladrano ma comunque utile per giocare i playoff entrambe le eventuali finali tra le mura amiche. Sfrutta il KO del Cometa anche il Calatabiano, che batte 4-0 il Maletto e va in ex equo al terzo posto. Allora adesso in maniera molto veloce, tu sei come al solito molto sintetico, seppur raffreddato, ci dai il quadro del girone G e del girone H, anche se sono due gironi insomma dove bene o male le squadre di vertice sono state già quasi del tutto definite, tranne nel girone G. Nel girone H sì, Ettore, perché l'Anio Team Ragusa ha già vinto il campionato e continua la serie negativa del Florenzia, che ripeto, nel periodo in cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione era a più 15 sulla terza, oggi si ritrova a pari punti con il Marina di Ragusa. Quindi, questa è la schermata del girone G. Del girone G, io sto parlando del girone H, con appunto Florenzia che si fa agganciare dal Marina di Ragusa a 45 punti e il Pozzalla a 43, quindi è bagarre per il secondo posto. È vero. Per quanto riguarda, per quanto riguarda invece il girone G, se la regia può mandare la classifica, perché è bagarre per il primo posto. Il Megara Augusta cade clamorosamente fuori casa con l'NB Mister Bianco, che a questo punto fa un passo in avanti importantissimo in ottica salvezza e cede il passo al Paternò, che lo aggancia in classifica, lo Sporting Eubea che vince per 4-0 fuori casa a Carlentini a -1 dalla coppia Adrano-Paternò e il Palagonia a 46, quindi a -3 dal primo posto. È un girone assolutamente equilibrato. Bene, allora siamo quasi in chiusura, voglio ritornare con Catania perché devo parlare con Zappalà di questa bella iniziativa editoriale che lo ha visto protagonista, ha raccontato il campionato dei dilettanti in un giornale, in un libro dove si riassume indubbiamente il tutto riguardante i campionati dilettantistici dal punto di vista tecnico, però ci sono delle foto a Marcord che emozionano tantissimo. Zappalà. Ecco, l'almanacco è questo, e parla di tutto, parla dal Palermo fino all'ultima squadra che è il Priolo del girone di promozione. Non ho potuto mettere altri gironi come la prima categoria e la seconda perché se no veniva troppo massiccio. Ho voluto dedicare le ultime 30-40 pagine invece a fotografie veramente inedite e tutto del mio archivio.
perché dopo 60 anni c'è una foto storica del 1955 dove si è verificato il primo corso, è avvenuto il primo corso allenatori in Sicilia, di cui io ne facevo parte. Belle allora foto. avevo 19 anni. Belle foto, e belle foto. Questa fotografia, 60 anni, l'ho voluta mettere perché ricordo anche parecchi colleghi che non ci sono più. Benissimo. L'unico in vita è ancora il nostro amico che abita ad Augusta. È in vita pure lei però, È in vita pure lei però. Lei è in vita, è come se è in vita. Io e lui. Vabbè, questo è importante, è importante. Senta Zappalà, per chiudere, questo calcio dilettantistico è un calcio un po' in confusione in alcuni momenti, però poi alla fine c'è sempre quell'energia dei giocatori che ogni domenica, attraverso tante rinunce, insomma, mettono la loro voglia comunque di vivere il calcio. Un pensiero per chiudere. Ma io sono uno dei tifosi di questo calcio minore e la domenica, non le nascondo, quando il Catania era in Serie A e non c'era, era fuori casa, me ne andavo in giro per i campi di promozione o eccellenza. Lo faccio oggi ancora di più, che il Catania gioca il sabato. È vero. E pertanto invito veramente a chi vuol fare di questo meraviglioso sport che è il calcio, un'attività la deve fare con serietà, non meteore o gente che non capisce niente di calcio e si mette solo per farsi bello. È vero. Grazie Zappalà per la sua bella presenza, speriamo di rivederla prestissimo qui a Penalty, perché le sue perle di saggezza aiutano a questo calcio che spesso e volentieri è un po' malato. Grazie per la sua straordinaria disponibilità e un in bocca al lupo anche per questo debutto anche editoriale in un certo senso, no? Tortorici, io ringrazio lei di questa accoglienza e sarò felicissimo quando lei mi chiamerà di ritornare e parlare anche del calcio, diciamo proprio primi passi. È vero. Non parliamo anche di scuole calcio, che sarebbe una cosa molto ma molto interessante. E infatti noi di Penalty... E mi permetta di fare i complimenti a Marco, perché so cosa vuol dire vincere un campionato. Certo, certo. Marco, è come avere, dico, una piccola creatura. Sì, è vero. Grazie Zappalà. Marco, gli ultimi 10 secondi, complimenti, adesso è il momento dei festeggiamenti e poi dopo subito di nuovo davanti a un tavolino per ragionare e programmare, probabilmente, sì, dopo qualche settimana di vacanza. Sentiamo. Non sentite? Adesso sì. Sì, dicevo, adesso seduto davanti a un tavolino per chiudere la stagione e... penso programmare qualche cosina con la dirigenza. 10 secondi, veloci. Sì, no, c'è il piacere da parte di entrambi, da parte della società, da parte mia, di continuare insieme. Naturalmente però prima aspettiamo che finisca il campionato, la Coppa Italia, e poi ci sediamo nella speranza di ufficializzare questo matrimonio per il secondo anno di fila. E sicuramente questo matrimonio si farà, sicuramente. Grazie Marco per il finale di stagione. Saluto naturalmente anche il nostro Alessio Patti, che rivedremo la settimana prossima, sperando che non ci sia un po' di raffreddore anche in questo caso. Spero di no. Benissimo, e grazie. Una buona settimana a te e a tutti coloro che Alessio. ci seguono. Mi avvicino alla nostra splendida Ivana D'Amico, che ringraziamo, la rivedremo tra qualche settimana perché lei è entrata ufficialmente nella famiglia delle penaltine di Penalty. Ringrazio te infatti, sì? ringrazio i nostri spettatori. Sei stata brava, complimenti, non eri per niente emozionata. Complimenti ancora, con te ci rivedremo prestissimo. E allora che dirvi, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento naturalmente alla prossima settimana con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Volevo come al solito ringraziare coloro che lavorano dietro le quinte di Penalty, la regia di Modica, Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo, la regia di Catania guidata da Guido Messina, le scenografie di Salvo Campo. Vi ricordo che questa puntata la potete rivedere anche oltre che sul sito di Video Mediterraneo, su videomediterraneo.it, anche sulla pagina Facebook di Penalty. Appuntamento alla prossima settimana, grazie ancora, arrivederci.